ieri aveva cominciato a spiegarci che la mossa di Renzi è una mossa che nella nuova politica, nella politica 2.0 di questo momento, è una mossa che dobbiamo aspettarci non solo da lui. Sì, lui Quindi- questa mossa metterà in moto un effetto domino, quindi travolgente, su tutto il sistema politico italiano, sia il centrodestra che il centrosinistra. Faccio una semplice osservazione. Il mondo del centrodestra ha tre partiti di riferimento, 4 se vogliamo mettere anche Totti, ma è appena nato, che sono Forza Italia, Fratelli d'Italia e la Lega. Tutti questi insieme fanno poco più del 50% dell'elettorato italiano. Silvio Berlusconi alla fine di questo mese compie 83 anni, il partito sta sempre più andando in difficoltà. È ovvio che l'effetto della mossa di Renzi metterà in fibrillazione, cioè metterà le classi dirigenti sia del centro-destra che del centro-sinistra di fronte a un fatto ormai compiuto, e cioè la sinistra si concentra in un unico punto e la destra in un unico punto, e il resto è probabilmente in movimento. Lì ci sono nuovi protagonismi. È di stamattina la notizia che la ex presidente della Camera ritorna nel PD, cioè va nel PD. Come si chiama? La Boldrini. La Boldrini, bravissima. L'ex presidente della Camera, al grido di io non vado più, non ci sono spazi per i partiti piccoli. Quindi assisteremo a una esplosione e a una successiva aggregazione. Però tu hai aggregazione e riaggregazione. citato tutti i partiti, non hai citato i 5 Stelle. Qualcuno diceva che i 5 Stelle sarebbero stati la Democrazia Cristiana 2.0. Invece questo posto probabilmente lo prenderà Renzi con Italia Viva. Ma sai, In teoria, posto, lo dico ad sì, ex democristiano il posto, che sicuramente ha tirato sulle antenne. La Democrazia Cristiana in quanto tale era un partito omnibus e quindi aveva caratteristiche di un tempo diverso, quindi il paragone è giusto farlo, ma può essere improprio. Però una cosa, i 5 Stelle che sono esplosi, chi ha pensato al paragone con la DC, insomma, ha fatto un paragone un po' forzato. Comunque i 5 Stelle, è la mia previsione futura, dall'alleanza saranno mangiati dal PD. Anche se le cose dovessero risolversi su certi punti nevralgici e nervi scoperti, tipo disoccupazione, ci ha messo 6 mesi, ci ha messo un anno, ci ha messo 8 mesi il presidente il ministro dell'interno Salvini a portare via un quarto dell'elettorato dei 5 Stelle. Il resto lo farà il PD. Perché c'è da dire che il PD, che l'elettorato dei 5 Stelle, una gran parte deriva dalla sinistra, certo, e quindi ritornano a casa. Esattamente. In questo momento bisogna contare nel mondo del centro-sinistra Renzi, per cui siamo di fronte a 50-50, cioè i sondaggi sì, perché sono sondaggi molto all'acqua di rose, di questi giorni vedono che il governo purtroppo ha uno sgradimento del 60%, è un gradimento del 40%, ma che è il contrario di prima, che era il contrario 60, di prima, esatto. che era 60 e 40. Ma e questo secondo me è frutto della paventata politica sull'emigrazione. Quindi l'elettore medio che votava sia centrodestra che centrosinistra è preoccupato. Ti chiedo una cosa al volo così, però non è che sia anche la politica che purtroppo è governata dai famosi like, dai social, e dopo effettivamente la gente è molto meno sprovveduta, e quando si va a votare, nel senso che 1000 like corrispondono a mezzo voto, cioè nel senso che si fa il paragone tra le visualizzazioni di un video o di un intervento di un politico importante, che dopo non corrispondono assolutamente a quello che poi la gente va a votare. Sono perfettamente d'accordo con te. La politica dei mass media serve a far circolare le notizie
ma in realtà non è determinante, diciamo. Quando si va a votare uno ci pensa, Sì, esatto. e quindi è che ormai anche l'informazione è preda dei titoli, cioè allora c'è il titolo, il sottotitolo e l'articolo, quasi tutti, visto il prevalere delle modalità dei social media, guardano il titolo e il sottotitolo, cominciano già non più a guardare il sottotitolo, quindi ormai siamo a slogan. Ecco, siccome poi noi atropelliamo i social, ci blocchiamo, domani parliamo di un altro argomento. Benissimo. Sai di chi grazie. parliamo domani? Grazie, non so di chi Di parliamo. Berlusconi. Parliamo di Berlusconi.